L'ospedale Madre Teresa di Calcutta deve tornare immediatamente a fornire prestazioni di sanità ordinaria ai cittadini del territorio. Lo dice la consigliera regionale del Partito Democratico Vanessa Camani in una interrogazione al presidente Zaia. Eccola ai nostri microfoni. L'ospedale di Schiavonia continua ad essere esclusivamente un ospedale per pazienti per patologie Covid. Questo avviene però ovviamente in una fase in cui in realtà ormai praticamente tutti gli ospedali hanno al loro interno anche un reparto Covid, quindi diciamo la necessità di tenere un ospedale esclusivamente Covid è venuta a mancare e soprattutto in una fase in cui da più di un anno i cittadini della Bassa Padovana sono sprovvisti di qualsiasi tipo di presidio ospedaliero territoriale che possa far fronte alle necessità di patologie diverse dal Covid. Penso alle patologie cardiache, penso ai malati oncologici, penso a tutte le persone che hanno una necessità di un esame o di una diagnosi. Queste persone della Bassa Padovana sono costrette dunque da oltre un anno a rivolgersi agli ospedali di Campo San Piero, di Piave di Sacco, Cittadella, quando non nella provincia di Rovigo, pur avendo un ospedale peraltro molto avanzato dal punto di vista tecnologico a pochi chilometri da casa. Ora noi chiediamo che, così come negli ospedali normali, diciamo così, si sono attivati i reparti Covid e quindi ci si è attrezzati per offrire una prestazione sanitaria doppia, quindi sia Covid sia non Covid, anche l'idea di tenere Schiavonia come unico presidio per il Covid sia da superare, da riorganizzare invece anche lì, come ovunque in altro luogo, il doppio binario.